Ben ritrovati, buon Santo Stefano a tutti voi amici di Diffusion e di DTV. Come è andato il Natale? Lo avete trascorso nel migliore dei modi, voglio sperare, assieme a tutti i vostri affetti. E oggi lo trascorrete, questo Santo Stefano, così come ieri avete trascorso il Natale in nostra compagnia, ottima scelta. Oggi andiamo insieme al Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio, andiamo a scoprire le piantine delle feste, vale a dire vischio, pungitopo, agrifoglio e ginepro, e poi andiamo soprattutto, ed è la parte che mi piace sempre di più, in cucina con Katia a scoprire la ricetta del pandoro di Natale. Ben ritrovati, siamo ancora una volta al Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio, inaugurato, creato dal professor Augusto Rinaldi Ceroni. Allora, ormai ci conosciamo, è da diverso tempo che veniamo ogni giovedì qui. Bene, siamo partiti col caldo, siamo arrivati col freddo, perché insomma stiamo per parlare delle piantine tipiche delle feste natalizie, ed posso garantire che la mia presenza qui è indice del grande affetto che nutro per i nostri telespettatori, perché vi posso garantire che è un freddo che in Antartide forse ce n'è di meno. Beh, insomma, però tutto sommato dobbiamo parlare del vischio, no Sauro? Sì, questa piantina, vediamo qui il nostro vischio, il Viscum album, e proprio in questi giorni riusciamo a vederlo molto bene, perché in pieno inverno le piante si spogliano le loro foglie e mettono in evidenza questa pianta emiparassita che vive proprio a spese, o parzialmente, diciamo così, a spese della pianta ospite, in quanto dalla pianta ospite riceve e utilizza semplicemente i sali minerali. Per il resto la pianta è autosufficiente, fotosintetizza da sola e quindi cresce e sviluppa piano in pianino. È la tipica pianta delle specie caducifoglie, quindi in modo particolare questo vischio cresce facilmente sui pioppi, sui tigli, sulle betulle, sui meli, sugli aceri, sui biancospini, eccetera. Invece sulle querce cresce un altro vischio che è il cosiddetto Viscum il Loranthus, la cui foglia cade, si perde, rimanendo solamente le bacche. È una pianta parassita, molti sono convinti che provochi la morte della pianta, sì. Certamente la indebolisce un pochettino, gli fa perdere un po' di nutrimento perché utilizza i suoi sali minerali, però per il resto, se vive la pianta ospite, vive anche il vischio, quindi devono in qualche modo riuscire a convivere insieme. E col tempo troviamo dei bellissimi caspi molto grandi di vischio. È una pianta lenta nel suo sviluppo, apparentemente lenta i primi tempi, poi dopo sviluppa con facilità. E curioso è la sua sviluppo, perché è dato da questa ramificazione di tipo dicotomica, che ogni anno da un rametto se ne formano altri due, poi così altri due ancora se ne dipartono. E poi qui troviamo... Quindi possiamo capire quanti anni ha questa piantina di vischio guardando i rametti? Contando i rametti, contando le ramificazioni, scendendo siamo a trovarne uno, qui un altro anno ancora, scendiamo, quindi questa sicuramente è una pianta che ha le sue decine d'anni circa. Ecco perché tante volte i vischi sono protetti, è importante non strappare, non sradicare, non aggrapparsi tra via tantissimi rami, proprio perché è lenta nel suo sviluppo, anche se è la tipica pianta delle festività natalizie. Perché si dice che porti fortuna? Perché? Risale probabilmente questo aneddoto a storie celtiche, probabilmente al fatto che questa pianta era per questi popoli benaugurale, fonte di buon auspicio, si usava per il fatto che in tutte le cerimonie, molti riti propiziatori, questa pianta doveva essere presente assolutamente. Ancora nelle storie di Asterix il vischio era fondamentale, era presente, doveva essere raccolto addirittura col falcetto d'oro, eccetera. Era la pianta dei druidi, e comunque pianta che non doveva mai mancare in riti, in cerimonie, in feste. E qui ancora noi tradotta, tramandata nel tempo per i nostri riti natalizi, e soprattutto per il buon augurio dell'anno nuovo, insomma. Ascolta Sauro, io mi ricordo che da piccolina a me piacevano un sacco queste bacchettine. Quando arrivava il Natale e vedevo a casa il vischio, provavo,
Cioè, me le hanno tolte dalla bocca, non si possono mangiare. Assolutamente no, il vischio è tossico, la pianta è velenosa, quindi attenzione a non mangiare le bacche, quindi attenzione a non mangiare la pianta intera. È una pianta di uso medicinale, farmaceutico, si impiega per tante proprietà, soprattutto per l'ipertesi, ma ci sono tanti studi recenti, ancora si sta lavorando, si sta cercando di capire le sue applicazioni, i suoi utilizzi, però non dobbiamo mangiarla così tal quale, dobbiamo fare molta attenzione. Invece queste bacche se ne utilizzano, se ne alimentano moltissimo gli uccelli e sono per loro un ottimo alimento. Vischio proprio anche per il fatto, proviamo a staccarne una, che se noi... È viscoso. È viscosa, esatto. Se la schiacciamo esce questa viscosità, questo materiale, questa polpa, chiamiamola così, che ci scappa, scivola via, che è una meraviglia, si stacca anche con difficoltà. E pulire il seme è un lavoraccio. Però questa polpa che ricopre il seme ha il vantaggio di fissarsi facilmente ai rami, di incollarsi, aggrapparsi, attaccarsi ai rami, e questo servirà poi per il semino per emettere la sua prima ventosa, chiamiamolo in modo particolare ventosa, e andare poi ad aggrapparsi al ramo e lì innestarsi, entrare, mettere le sue ventosine dentro alla corteccia della pianta e poi dare origine a una nuova piantina. Operazione lenta, perché tante volte richiede un anno di tempo questo passaggio, questa operazione, e soprattutto sui rami esposti a nord. È curioso ancora perché si dice spesso che gli uccelli si puliscono il becco da questo semino che si è attaccato e non si riesce a staccare più, sfregando il becco sul ramo, e spesso, come sostenevano gli anziani, queste semine li troviamo proprio sulla parete, sul lato più esposto a nord, perché l'uccello sta con la schiena al sole e si pulisce il becco dall'altra parte, e quindi lo troviamo a nord, e il fresco, l'umidità del ramo permette poi, o della posizione della pianta, di continuare a vivere, attaccarsi, aggrapparsi abbastanza facilmente al ramo, innestarsi, così chiamiamolo, e poi crescere e sviluppare. E allora, qui dal Polo Nord, no, da Casola Valsenio mi sono confusa. Continuiamo a parlare delle piante del Natale, delle festività. Abbiamo iniziato dal vischio, la pianta che si usa molto spesso anche a Capodanno, no? Si mette una piantina, un rametto di vischio sopra la porta, si passa sotto e si bacia chiunque passi sotto. Quindi ragazzi, se state cercando l'amorosa, come si dice qua in queste zone, piantate una bella piantina di vischio, invitatela a passare sotto la porta, e quando è lì fate il vostro dovere. Ma noi continuiamo a parlare di queste piantine. Non bacio Sauro, lo bacerò alla fine, perché comunque sarà un bacio ben augurale. Ho anche il rossetto rosso, venite con noi intanto. E allora, a testimonianza del fatto che noi giornalisti diciamo sempre la verità e quindi fa veramente freddo, c'è il ghiaccio. Adesso è uscito un po' di sole e noi ci auguriamo, io perlomeno mi auguro di sopravvivere e di non proporvi in diretta la mia morte per assideramento, che comunque sarebbe essere sulla notizia, ma non è proprio pertinente all'argomento di cui vi stiamo parlando, perché abbiamo iniziato questa puntata parlando del vischio, adesso andiamo con il pungitopo. Altra pianta curiosa, nome forse pungitopo deriva dal fatto che queste foglie sono particolarmente appuntite e forano, e probabilmente era anche utilizzato nei tempi, nelle case di campagna, e non solo, per allontanare questi piccoli roditori dalle derrate alimentari che tante volte venivano lasciate in casa, appese sulle travi, Gli davano le scudisciate nel sedere? probabilmente le proteggevano in qualche modo perché non si avvicinassero ai cibi, agli alimenti. E tutte le piante che foravano in qualche modo avevano questa funzione sicuramente. Il pungitopo è un'altra pianta tipica natalizia, sicuramente perché anche di queste bacche color rosso, e perché proprio maturano questi frutti in inverno, per Natale, in novembre, dicembre, li troviamo facilmente. È una pianta tipica dei boschi, dei nostri boschi, sia dei latifogli soprattutto, in mezzo ai castagneti, alle faggete, alle querce si trovano, e alla base delle piante è frequente trovarle, rivenire. Sono piccoli cespugli, come si vede qui presenti, con sempreverdi,
che si allargano molto rapidamente, difficili se non con un paio di guanti avvicinarsi e tagliare, raccogliere i rami e i fusticini. Quello che noi vediamo, quindi una pianta con i suoi frutti maturi, anche questa però tossica, velenosa, non possiamo permetterci di raccoglierla e mangiarla così tal quale. Dobbiamo fare molta attenzione. E queste sono le sue foglioline che sono trasformate e queste sono le sue ramificazioni. Anche questa pianta ha un impiego, volendo abbiamo detto che è tossica, ma ha un impiego alimentare in montagna. Molti anziani e gli esperti, ripeto, gli esperti, possono utilizzare i giovani getti, i giovani turioni, quando iniziano a vegetare in primavera, come alimento, un po' una leccornia, un pochettino come l'asparago. Però attenzione, lo ripeto, perché tolto un certo stadio vegetativo la pianta inizia a accumulare sostanze di riserva, sostanze tossiche, cataboliti per se stesse che sono anche tossiche per noi. Sauro, che cosa sono questi bozzettini che vedo sulle foglie? Non mi dire che sono tipo non mi dire che non è niente, ti prego. Sono fiorellini, sono i fiori del fungitopo, quelli che poi daranno origine successivamente alla propagazione delle nuove frutticini. Sono quindi parte della pianta, è una parte riproduttiva della pianta. Allora, questo è il pungitopo. Qui dietro vedo un'altra pianta che ha delle bacche un pochino più aranciate rispetto, però si chiama Ruscus racemosus. Rusco racemoso è parente? Sì, sono sempre piante che chiamiamo volgarmente fungitopo, o meglio Ruscus esattamente, e sono piante importanti per sempre il nostro territorio, il nostro bosco. Sono usate moltissimo per fare siepi, per fare macchie e colore, ed è un'altra specie di fungitopo. Il Ruscus racemosus, se l'altro si chiama Ruscus aculeatus. Differisce la foglia, questa è veramente una foglia morbida, delicata, gradevole, possiamo toccare. Qui non lo facciamo perché fora moltissimo. È un'altra pianta da usare con molta attenzione, anche questa tossica per l'uomo. Per molti uccelli e altri animali invece il suo frutto può essere anche edule, commestibile. Come per il pungitopo, anche per il Ruscus racemoso, usiamo sempre il rizoma, quindi questo fusto sotterraneo che serve per uso erboristico, uso farmaceutico, nella medicina popolare era anche impiegato. Rimane questa specie una pianta interessante a fini decorativi, fanno delle bellissime siepi, fanno delle bellissime aiuole, macchie e cresce facilmente in zone di mezz'ombra oppure sole, ma dove le temperature non sono troppo elevate, troppo calde. Avevo pochi dubbi in merito, considerato il freddo al quale sono sottoposta. E allora adesso, siccome hanno avuto un po' pietà il mio regista e Sauro e ci tengono a tutelarmi almeno fino alla fine delle trasmissioni, ci trasferiamo, dopo aver parlato del vischio, del pungitopo e del ruscus, a parlare di altre due piantine, ma per mia somma gioia ci trasferiamo in serra. Venite con noi. Buon Natale, è proprio il caso di dire buon Natale, buone feste in generale assieme alla nostra amica Valentina, perché stiamo parlando delle piantine delle feste. Allora, partiamo dal pungitopo. Proprietà del pungitopo. Sì, questa pianta non è solo utilizzata per le decorazioni natalizie, per dare un buon augurio, per allontanare il male. Viene anche utilizzata a scopo farmacologico, erboristico. Si usa preferenzialmente il rizoma, quindi la parte sotterranea, che ha un odore che ricorda leggermente quello della trementina. Viene, diciamo, estirpato, raccolto durante il periodo in cui contiene maggior parte dei suoi principi attivi, quindi l'autunno, l'inverno. Una volta lavato e essiccato, viene poi allestito per preparare o decotti o tinture madri. Contiene ruscogenine che vengono utilizzate. Cosa sono le ruscogenine? Sono delle sostanze che vengono, diciamo, trovano il maggior impiego per le problematiche legate alle vene varicose. Hanno proprio un'azione di vasocostringere, quindi diminuire tutte le problematiche legate agli edemi, gambe gonfie, proprio perché vanno ad agire su dei recettori che sono presenti a livello della parete vasale.
E inoltre contiene dei flavonoidi che rinforzano e riducono I vasi capillari, questo lo sapevo anch'io. I flavonoidi sono contenuti proprio all'interno del pungitopo stesso, infatti è una sostanza che viene utilizzata anche in altre preparazioni medicinali proprio a questo scopo, per rinforzare il tono e l'elasticità dei capillari. Guarda come studio, hai visto? Bravissima, come studio, ormai puoi Valentino. venire tu al posto mio. Direi di no, perché non vorrei avvelenare nessuno dei No, nostri no. telespettatori. Sicuramente non consigliargli il pungitopo, il vischio o altre piante natalizie, perché non sono... si mangiano? No, meglio di no, No. meglio appenderle solo alla porta. Perché poi non arriviamo a Capodanno, se vi No. mangiate il vischio a Natale non arrivate a Capodanno. No, assolutamente no. Oltre a queste proprietà appunto legate alle problematiche di vene varicose e circolazione, il nostro pungitopo può essere utilizzato anche in uno dei rimedi floreali del dottor Bach, quindi prendendo non il rizoma ma i fiori, con un'indicazione completamente diversa, più a livello diciamo psicologico-mentale. Viene indicata per personaggi un po' rabbiosi, invidiosi, che magari pensano che tutto gli giri storto, che non so, il capo preferisca sempre i colleghi a lui, che il partner gli metta in continuazione, che la fortuna gli giri un po' sempre a larga, e quindi Dei indicato pesantoni. in questi personaggi così sempre rabbiosi, invidiosi, dove appunto diciamo sfogano un po' tutta la loro Aggressività? sì, negatività. E quindi 4 gocce di fiori di Bach 4 volte al giorno, per fargli un po' più voler bene a se stessi e vedere il mondo un po' più positivo. E allora, se siete dei lagnoni, rabbiosi, gnagni, che la metà basta, prendete 4 gocce di pungitopo nei rimedi dei fiori di Bach. Diversamente, come ci ha appena spiegato Valentina, problemi alla circolazione periferica, quindi magari avete le gambe gonfie a fine giornata, si può agire attraverso il pungitopo. Mi raccomando, però non mangiatelo, andate in erboristeria e fatevi dare un preparato a base di pungitopo. E adesso facciamo vedere come utilizziamo pungitopo, agrifoglio e vischio per fare un centro tavola per l'ultima sera dell'anno. In aggiunta ho messo un po' di conifera, un po' di pino e qualche pigna, poi qualche bacca rossa, 2 spighe. Ora mettiamo il nostro agrifoglio, quello che un po' verde, un po' variegato, questo con le sue bacche rosse, il pungitopo coi glitter,
E naturalmente poi dopo finiremo anche un fiocco. Direi che il nostro centrotavola è finito. Eccole qua. Buon anno a tutti!